Buonasera, ben chiataz con Gnovis. Nuove ordinanze anti-alcol in tal bordo dalla stazione Audi, mandate fur dalla zona comunale per continuare l'abuso di alcol via per la gnot e la confusione per stradis. I locali pubblici avranno di sera partiti gli spuartis, i bar agli sundis sotsere dalla domenica la Ioibe e a Miegegnò di Vinars. A Sabide i mini markets avranno di sera sempre agli snuv sotsere. Improibì dal tutto in tala zone di vendi alcolici di frigo. L'ordinance che tache cum vue è previo multis per cui che non le rispiete dai 100 ai 600 euro. Si squen continui il disturbo dalla tranquillità pubblica di mudi garantì un polse di sesta che i cassona sta in zone alla dit il sindic Pietro Fontanini firman la delibere o vindi evitare situazioni di malsta ai residents. Reste critiche e anzi è tintala in pies la situazione di manchiance di aghe talla planure furlane che è stata interessata dome un po' dalla ploe dai 29 di giugno. In particolare dagli sbandis di Orcian e Premarias il consorzio di bonifiche della planure furlane alla fazzave cal scugnarà chiapà in considerazione altri misure di razionamento. Le situazioni critiche sono perduti in tal comprensori, ma massimamente alla zona orientale. Dalla zona di Monda al Friuli occidentale invece è colade ploe per passe 200 mm, pontis di 100 mm in tal bacin dal Tiliment. Vot personis sotto indagine une aziende agricole in Rogni, sale il quadri saltat fur alla fine di un'articolata investigazione portata in denanda alla Guardia di Finanze di San Donato alla Plav. Lis Flamis Zalis ha andato esecuzione a un decreto di sequestri preventiv finalizzata alla confisca in tai confronti di vot personis. I reats che vengono incolpati avanti al trasferimento fraudolento di Bec, alla truffe, grivie, con che di ottigni contributi pubblici, dal ricicli alla declarazione fraudolente traverso dall'uso di fatturis per operazioni commerciali inesistenti. Une aziende agricole furlane e vares evaduti impostis sui redditi e IVA per passe 150.000 euro e chiappat contributi comunitari che non aveva diritto per altri 200.000 pagati dalla regione Friuli Vignesi e Giulie. Dopo Torin, Tren, Brescia e Vicenze, gli Alpins con un ciclo di conferenze per festeggiare i 150 anni dal quarto hanno fatto tappe a Udin con una convigne sui rapporti con la protezione civile. L'importanza dei convegni di UE qui in sale Comelli. È importantissimo perché voi a Fevelin di protezione civile e ovviamente di volontariato, che è il volontariato che è dal 76, che è nasciuto proprio qui in Friuli grazie al presidente di che volte, Franco Bertagnoli, che ha voluto venire a aiutare i fradi furlans per aiutarlo di ciò che era veramente succeduto, che riguardante ovviamente i 1000 muars, ma per aiutarle a ricostruire il Friuli. A Sommuarz, 106 Sainz in daurta la prima guerra mondiale, fusilati sulla fonte di sentencis sommaris pronunziadis dai tribunali di guerra ed in che volte sono stati dismenteati, qualche volte trattati fin come disertors. A sono i 4 alpins copazza a Ciurciuvin che cumò sono state tornate ad la dignità in grazie dalla legge regionale sia dal 2021 votate all'unanimità dal Consiglio regionale. A ricordare VUEP al secondo anno di file all'estate Mario Gaetano Flora, pronevò di Silvio Gaetano Ortis, un dai 4 alpins fusilati. E alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin.
Noi a Cerciuint abbiamo commemorato i 4 alpins Moars e Fugilas più di 100 anni fa. E bisogna dire che la novità di quella è stata che sono stati presenti alpins in armi, un picchetto di 6 alpins che hanno rinduto l'onore ai loro fradici che sono stati fucilati 100 anni fa. È stato un momento di grande partecipazione e finalmente le istituzioni, i civili e i militari sono stati donati agli famiglie e alla comunità di Cerciuint nei riguardi dei nostri fradici alpins Moars. Francamente una situazione che era impensabile che potesse continuare, che squadre frutta sono stati occupati dove perché si rifiutato di eseguire un ordine assolutamente assurdo, che era quello di ripinarsi sotto le montagne e rischiare di essere occupati, anzi con la sicurezza di essere occupati a gratis, senza portare nulla a casa. Quelli sono ribellati, sono stati fusilati e sono ridotti per tanti anni, sono stati considerati dei traditori. Voi finalmente con queste opere fatte sono redute dal Consiglio regionale, voi tornate a dare la verità e l'onore che quattro soldati. E sei orgogliosi di essere qui voi che con piede alpin, proprio per rappresentare che l'estate in 2 anni la guerra e la battaglia che il comune di Cerciuint l'ha portata in avanti per far conoscere al mondo la storia di queste 4 fantastiche. E da voi questo esempio, questa ricorrenza è una roba straordinaria che riporta in vita questi 4 nostri amigos alpins, giovani, fusilati. E va, d'ogni di un uomo di 87 anni sentato fuori di un bar e guadagna la sua fiducia e i robe una chiadenute di aura, il taccuin con dentro 5.000 euro. Alle succedute in centri a Udindula che una femmina ha rubato a un vecchio, fasinti crodi di essi una mie di Heinz in Daur. I carabinieri sono Daur a investigare. I carabinieri dalla stazione di Polcenic hanno arrestato il presumuto responsabile di purtroppis robaris in chiasis fatti sin dagli ultimi mesi in tal comune dalla pedemontana pordenonese. Alle un uomo di 42 anni dal Pues che, come deciduto dal GIP Monica Biasutti, alle cumò all'arresto domiciliare con tanto di braccialette elettroniche. I primi episodi sono di avril, quando in tune chiase a ieri in staz robats una borse di femmine e un prochis di bottiglie di alcolics. Il titolare di una lavanderia aveva denunziato la tentata manomissione dalla macchinute per cambiare i BES. Ente Friuli nel mondo e Confartigianato a torning a lanciare Foramba, progetto che di promuove i prodotti artigianali di qualità attraverso la rete dai fogolars furlans. Foramba, formazione dagli ambasciatori dei prodotti artigianali e furlans, e la valorizzazione, la promozione, che è l'obiettivo. Sin alla seconda edizione, l'anno passato abbiamo fatto un'edizione che aveva 17 giovani, purtroppo collegati a distanze, sono arrivati a fare comunque a portare a termine tutto il corso di formazione. Quest'anno siamo arrivati a portare una rappresentanza di 6 di loro, 5 arrivano dall'Argentina, una arriva da Los Angeles, per mettere in pratica ciò che hanno imparato. L'hanno a Torpa al Friuli, visiteranno le nostre aziende friulanis, faranno manualità di ciò che hanno imparato. E quindi per noi è un vanto tornare a portare in Friuli i figli, i nevos di chi che è stato e hanno lasciato il Friuli, lo hanno sentito come contà. Diversi di loro, è la prima volta addirittura che vengono in Italia, non come in Friuli. Quindi un'esperienza grandissima che potranno vedere di cui loro voi e contà ciò che il Friuli vuole e lei dopo 100 anni che hanno lasciato loro. Alle dut parus novis, il torne lunis di sere, sempre alis 9 mancul 20. Buone serate e mandi!